Volge al termine il 60° convegno di studi pirandelliani che quest'anno si svolge a Isola delle Femmine a Palermo. Tracciamo un consuntivo, siete soddisfatti? Soddisfattissimi, è il caso veramente di dire, per la partecipazione così massiva delle scuole italiane, degli studenti. Siamo qui in questa struttura meravigliosa in 400 persone. E i critici hanno dato i loro contributi nel modo migliore e più scientifico possibile. Sono lavori sempre innovativi che buttano quel sasso nella critica pirandelliana acquisita per invitare a riflessioni e ripensamenti a volte sull'opera di Luigi Pirandello. Gli studenti da parte loro hanno presentato gli elaborati e sanno, devo dire, barcamenarsi bene, sanno il fatto loro e mostrano come veramente abbiano studiato profondamente l'opera di Pirandello prima di arrivare alla redazione della tesina o del cortometraggio e anche nella scrittura creativa estemporanea. Lavori belli, eccezionali, frutto di ragazzi che hanno veramente studiato l'opera di Luigi Pirandello. Noi ormai siamo al termine, questa è l'ultima mattinata e siamo decisamente proiettati nel futuro verso il 61° convegno che verterà su un argomento interessante che sveleremo oggi pomeriggio in una riunione apposita con gli studenti, con i docenti che li accompagnano e con i professori e i critici dell'opera pirandelliana che sono presenti qui in questa struttura di Isola delle Femmine che ci ospita e, devo dire, ci trattano bene. Volge al termine il 60° convegno di studi pirandelliani che anche quest'anno si svolge in trasferta, si svolge a Isola delle Femmine, nel Palermitano. Siete soddisfatti? Sì, siamo molto soddisfatti e permettetemi all'inizio di fare un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale nella persona del professore Roberto Legalla che ha accolto immediatamente la richiesta di un patrocinio, di una collaborazione fattiva concedendoci la sua amicizia. Del resto è un uomo di grande cultura, io ero convinta e ha grande amore per la città di Agrigento e per il convegno pirandelliano, quindi abbiamo lavorato in sinergia, in armonia e nel rispetto dei ruoli. Certo c'è in noi l'amarezza di non essere nella città dove il convegno ha preso il suo avvio con una persona molto intelligente, il professore Lauretta, che ha trovato una formula unica in Italia, perché i ragazzi che vengono da tutte le parti, anche qualche studioso dall'estero, ha un respiro internazionale, ci sono studiosi che vengono da tutte le parti del mondo perché il nome di Pirandello arriva in Cina e dappertutto ed è un biglietto di presentazione per il nostro territorio, per la nostra città. Quindi il rammarico è che non si faccia ad Agrigento, ma no, noi abbiamo speranza, siamo sempre gli uomini di buona volontà, le persone che credono nel valore formativo della cultura non possono non avere la speranza di poter trovare un canale che ci porti ad interloquire con tutte le istituzioni, come del resto abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto in via non formale e in via formale. Speriamo che con le nuove aperture di Agrigento capitale della cultura si possano trovare quelli che sono i giusti argomenti per poter ritornare. Il Centro Nazionale di Studi Pirandelliani nasce ad Agrigento, lavora per Agrigento, vuole essere protagonista e soprattutto lo dimostra il fatto che tanti convennisti la domenica, che è stata dedicata alle gite sul territorio, sono venuti nella Valle dei Templi. Questa è la dimostrazione di quanto noi manteniamo il contatto con la città e quindi se siamo qui lo siamo solo per ragioni organizzative e di colloquio con le istituzioni che si è interrotto e che dovrebbe